Quarta corsa, premio Palpal, cavalli anziani, 2 ritiri, quindi 8 al via, 1 Zogi MG, Luca Schettino, 2 Zanna Bianca Bass, Vincenzo Piscoglio, 3 Radenska Daghi, Roberto Vecchione, 4 Urzolei, Antonio Greppi, 6 Sherwood B, Antonino Pecoraro, in seconda fila 7 Tango Quick, Salvatore Valentino, 8 Sergiti, François Conigliaro, 10 Vancouver Ongi, Marco Stefani. Radenska Daghi è già davanti. Ancora prima del traguardo, davanti a Zoo GMG, Zanna Bianca ripiega in terza posizione, davanti a Urzulei. Cavalli sulla curva con Radenska Daghi a precedere Zoo GMG, arriviamo al paletto dei 200 metri, passati in 15,4. Di fuori scoperto vediamo Sherwood B con Antonino Pecoraro, la cui schiena è presa da Sergiti, mentre chiude il gruppo Vancouver Ongi. In controllo Roberto Vecchione con la figlia di Brandy dei Fiori, che arriva al paletto dei 400 metri in 31,5, 16,1 la frazione di là. Ne approfitta per avanzare con tutta la gradualità del caso Antonino Pecoraro col Sauro Sherwood B, trascinandosi Sergiti e Vancouver Ongi. Paletto dei 600 metri, passato da Radenska in 48 scarsi, sono formate diverse pariglie, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre Radenska su Zoo GMG, Zanna Bianca Base, Urzolei, questo è il treno interno, avanza Sherwood B all'esterno, sempre con in schiena Sergiti, Vancouver Ongi, ora anche Tango Quick si mette in quarta pariglia, il giro intanto è andato via in 1-3-6, sempre Radenska Daghi che conduce, ora con ai fianchi Sherwood B, spalle indietro Roberto Vecchione, curva passata in 16,1, retta di là, sempre in seconda posizione lungo la corda, Zoo GMG a precedere Zanna Bianca Bass. Accenna a spostare in terza ruota Vancouver Ongi, ma ora la battistrada accelera, viene passata in 15,1 la retta delle scuderie, ci prova François Conigliaro che comanda in maniera vistosa Sergiti, ma ora allunga Radenska, sempre con in schiena Zoo GMG, cavalli a 200, poco più dal traguardo, ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo, Radenska Daghi si deve difendere da Sergiti, poi di dentro anche Zoo GMG, ultimi 50 metri, deve soffrire la battistrada su Sergiti, ma alla fine Radenska Daghi viene a vincere davanti a Sergiti e Vancouver Ongi, partito forte. 15 la retta d'arrivo per la figlia di Brandy dei Fiori e Octavia LB, che ha dovuto stringere un po' i denti alla fine, ovviamente risentendo dal rientro. Ha sofferto un po' gli ultimi metri, ma ben sostenuta da Roberto Vecchione. Si difende, coglie la sua 31esima vittoria in carriera davanti a un valido Sergiti, mentre al terzo è finito forte al largo Vancouver Ongi.